Buon pomeriggio a tutti, gentile pubblico, benvenuti allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo. Va in scena oggi San Cataldese Savoia, 17ª giornata del campionato di Serie D Girone I e ultima gara di questo 2025. Questi sono i colori. Il Mariani riesce a tenere il pallone, a metterlo in mezzo Romano! Pallone che si alza sopra la traversa, grande occasione per la San Cataldese. Giro palla Savoia con il pallone in verticale per Muñoz, la San Cataldese che recupera palla. È buono il pallone per Romano che vince un contrasto. Romano entra in area, prova il tiro, la palla è lì e arriva poi la ribattuta a rete di Antonio Rozzi, che porta in vantaggio la San Cataldese al 16° minuto del primo tempo. Umbaga servito adesso, 1-2 con Muñoz che si chiude, pallone sfila, arriva da Schiavi che prova addirittura a mettere il pallone verso lo specchio della porta. Attenzione, il pallone in mezzo, il tiro e arriva il gol del pareggio. Arriva adesso il fischio dell'inizio del secondo tempo. Punizione Savoia, arriva il fischio dell'arbitro. Parte Ledesma col destro, il pallone profondo, non trova un compagno sul secondo palo. Recupera palla la San Cataldese, Romano. Dimino, Baglione, vede Mariani sulla sinistra, mette il cross, Rozzi il colpo di testa e arriva il 2-1 San Cataldese. Quando siamo al quarto d'ora del secondo tempo trova il colpo di testa vincente e la doppietta personale Antonio Rozzi, 2-1 San Cataldese. Il lancio in avanti su Favetta, 1 contro 1 con Oliveri. Favetta prova a incrociare, la palla si spegne sul fondo, affrontato da due adesso, prova a far scorrere la palla per il compagno, il cross e il tentativo di conclusione. Il lancio lungo dalle parti di Rozzi, anticipato da Caballero, ma Dimino controlla il pallone, può andare a destra, il pallone è per Rozzi che prova la conclusione, grande intervento di De Lorenzo. Mariani, lancio profondissimo, è buono per Dimino. Dimino prova la conclusione e trova la rete! Grandissimo gol! Messo a segno da Mattia Dimino al minuto 44 del secondo tempo. La chiude così la San Cataldese, 3-1. Savoia in avanti, pallone che arriva a destra da Schiavi. Il tiro ribattuto da Maravigna, poi il pallone che rimane lì, allontanato dalla difesa. Rinvio Maravigna e arriva il triplice fischio del direttore di gara. La San Cataldese chiude il 2025 con una vittoria importante contro il Savoia e 3-1 al fischio finale.